aspettando che si concretizzi il passaggio di proprietà, che dovrebbe essere ormai una cosa certa, in casa Acragas si teme un'altra penalizzazione se non si provvederà entro il 26 giugno prossimo al pagamento degli stipendi relativi alla passata stagione. Mentre si guarda con fiducia agli iraniani, si teme una pesante stangata che metterebbe a rischio persino il campionato di Serie D. Insomma, a questo punto bisogna augurarsi che gli iraniani possano arrivare ad Agrigento senza più intoppi e arrivare magari all'ultimo minuto disponibile per sbloccare una situazione che riapre vecchi discorsi, gli stessi che hanno portato alle penalizzazioni nella trascorsa stagione. La crisi politico-economica che sta investendo l'Iran purtroppo interessa molto da vicino la città di Agrigento.